S'ambiente pone parisi, tutto su gli assicura sa vita de sos esseres, animales e mattas chi vivint in sa terra. S'ambiente e su paesaggio sunt un bene de totus. O in Italia, ogni 68 km sa costa est inquinata. Sa Sardigna è sa regione più inquinata d'Italia. 445.000 ettari sunt avvelenaus. Poitta. In numeri de galli progressu, si chiuso a si maladiae e a si sperdete. Naraia da Ortega e Gasset. Deo, seus ambiente meu. Se non d'amparo, non amparo non manca a me tutto. Per noi vivimos in ambito de gente del monte, o siamo pastores o massasos, la questione di ambiente è un luogo dove noi riusciamo a manifestare il modo di essere nostro. Il modo di essere nostro è terrenare. E noi nos confrontiamo con la natura, il lavoro nostro nos obbliga, ma lo vogliamo pure a nos aggrada, tramite il bestiamine, e noi rispettando il bestiamine, a nos data e te ampare, noi rispettiamo pure l'ambiente. Questo è essere un modo di vivere, di essere nostro. Claro e meda volta nos capita di su lavoro nostro di poter un paesello sfruttare l'ambiente, però è un dare e avere e noi imus questa terra. E se noi la manizziamo, la muoviamo, la movimentiamo, e se nos torna un premio. E questo premio ci permette di poter imparare la famiglia nostra. A livello di ambiente, per un anno, per esempio, è una questione e noi siamo forze uddos e assolutamente da suo lavoro noi inquiniamo sul territorio. Le altre attività, o medas altre attività, sfruttano sul terreno, ma non potendo dare avere, ma potendo solamente profitto e poi a barra dà inquinamento a questa gente che vive in questo territorio. Questo è il modo di essere di un pastore, di un massaggio, di lavorare questa terra. Antus la gente ha tento risorse energetiche per riscaldamento, non ha prusto al bosco. Il pastore non lo trovava sul bosco, il pastore lo rispettava, sì. In tempo di vino estivo, comincia a tonzu, bruciava solo per tenere sul ricambio da sovezzo a su nuovo, poi era pascolo, ma mai andava a bruciare sul bosco. Sul bosco una risorsa per un certo tipo di bestiame suo. Cominciare da sul bestiame da apra, da sul bubulo, da sul bestiame di suporo, in attonzo poi veniva ad ingrassare sul bosco. Per cui il rispetto è massimo da parte dei traballati sul monte. Non verde che tale curpa io andavo a fare l'innammene prima per la ferrovia e poi dopo per una questione di riscaldamento ad una necessità, però è stato un abuso. La Sardegna forse è una delle terre che sono più inquinate, per un motivo, per un semplice motivo, inquina la densità della popolazione. Cioè noi tutti inquiniamo. La Sardegna Gallo si salva non siamo densamente abitati. Però queste macras in Sardegna dei territori sono inquinati, la gente esclusivamente per una ricerca di energia ha da sau velenoso e a furri, sia di velenoso chimico, velenoso radioattivo o di idrocarburos, la Sardegna è un po' avvelenata e poi contribuisce pure per avvelenare tutto il territorio. Il vento è costante in Sardegna, è sempre presente. Però tornando su onto della demografia, la Sardegna si salva a gallo, poi non possiamo arrivare a un pericolo che è in mano. Ma ne dobbiamo tenere conto a fare esperienza di gente vezza, è buono sul terreno di lasciare un menteste, già in questa vita che si sperdia, questa fotografia che teniamo in palla dimostra che l'esperienza è solo un danno, solo un disastro e poi da trasare le malattie.
Cosa Sardegna devinda medas disigios e bisos. Meda probabilmente su cominciare este da esambiente. Se noi teniamo un ambiente sano, possiamo tenere una produzione sana. E da questa produzione noi possiamo tenere risorse da cada ambito, a cominciare dal turismo, a degai anche un turista viene da noi, a da suite mandiari, ierde noi, un ite mandiare sano, un ite mandiare noi sti inquinau. Ultimamente siamo riviendo in continenti, la città del Mannas, aveste gruppo di acquisto, si creano i sos palazos, e però anche viene un pastore este accanto a Ozzana o accanto a un territorio inquinato, no, sul prodotto tuo este certificato biologico, però non mi dà la certezza di essere genuino, est in un territorio a 20 km di distanza da una fabbrica, da un territorio di militari o da idrocarburos. E poi la questione è, a cominciare dall'ambiente, noi mezzoriamo la Sardegna e creiamo economia ecosolidale. Per imparare a un'educazione civica sopra questo ambiente bisogna di andare in città, soprattutto quando viene da gente nuova. E all'isinare i vergenti galuosi, la Sardegna proprio è un territorio vasto, è ambia, per profitto di ponere industrie o macchinari i brusiano, e noi dobbiamo usare a modo nessun tipo di cosa per bene brusiato. A brusiando viene solo distruzione e inquinamento. Vincere da sul terreno, ultimamente, veste di moda la green economy. La green economy è andare a creare un carburante per poi brusiare. Siamo tornati appunto a capo, brusiando noi ci inquiniamo comunque. E tanto questo pilocco, questa generazione nuova, bisogna allenare di tenere una coscienza di poter bloccare questa gente e a da modi una disamistade oltre la terra. E a questa gente all'educare un torrare di amistade a sa terra. Riuscire a produrre beni alimentari è necessario che si produca in un luogo di ambiente sano. Questa è la cosa primaria. E poi nos ha di determinare una salute a noi valida per poter andare innanzi e per poter pure ottenere questioni in politica del costo sanitario. Bene, se vogliamo ridurre il costo sanitario dobbiamo per forza produrre beni alimentari sani, attinenti però alla realtà del suo territorio. E poi l'ambiente non torna da parte sua, e stiamo obbligando a tornare. Teniamo un riscontro vince da parte della gente di ora, e viene da noi per poter tenere bene di prima necessità altamente di qualità. La Sardegna a proposito dell'ambiente vince a negare sopra la libertà di poter produrre, ma non di una produzione estrema per competere un'altra, no, una produzione di soddisfare i fabbisogni alimentari e necessità in questa terra nostra. Questo non veste poite. Avesse un impedimento di questa libertà di poter produrre. Evidentemente a per sorte di noi, a orza superiore, les interessa la Sardegna si è pau coltivare e pau abitare e meno a sfruttare un'altra risorsa. Oggi si non hanno pure addirittura risorse alternative, ma non sono mai risorse energetiche pulidas. Tornando a su conto del dare avere della natura, noi per forza lo dobbiamo rispettare. Un momento un anno queste gente pare che a guerra a questa natura e a questa terra. No, questa natura li dimostra amistà, se no essa solo anche udi, se che lo torna da piare, essa è meda prosorte. Infatti a volte noi possiamo narrare e a questa terra noi ti leiamo lì, e nulla, parliamo su per spau di ormias, questa terra non li grattiamo nulla. Però a forza della trivellare, creiamo su gas, trivellare, creiamo altre risorse, noi li siamo in danno. E poi uso era di rispettare, non
mentre teniamo in questa immagine di questa vita e in altre parti della Sardegna, la natura si ribella contro e stessa tanto in guerra contro noi e sicuramente poi a noi non crea un'esperienza male, a tenere esperienza è a tenere dolore, sofferenza. Ad esempio, in questo anno di ambiente noi per forza dobbiamo dare, ad esempio, noi rimaniamo a questa generazione nuova, a sorda crasa, dobbiamo mostrare che abbiamo usato degli sforzi per poter adattare un luogo abbastanza valido per poter vivere. E non basta mezzo su divulgazione di scuola, cioè isso la deve vivere. Per esempio, questa in Loso, mentre città hermana tipo Londra, le scuole, a livello del provveditorato di IVE, mandano spilocchetti su monte a tenere su contatto non su bestiame, non su animali, non su terreno, in pratica a si bruttare, a questo pilocco riescono a acquisire los anticorpos e può essere immune a certe malattie. Noi invece abbiamo non andiamo a di brutta, non su gatto, a ti un contagio e teniamo poi, tornando su conto della sanità, sempre il costo sempre più alto sanitario, sopra le malattie che i pilocchetti prima non tenivano, avevano in contatto con l'ambiente, in contatto con gli animali e così che la scuola è determinante sopra di questo fattore, cioè a tornare per esempio a fare la scuola ora di educazione civica, sopra del rispetto delle persone, degli animali e soprattutto dell'ambiente. A usa da essere solo isso su casa, a tenere a vivere. A noi è più spessabile, se a me non manda più bene a vivere in noi, mi cambia a te. No, tutti noi dobbiamo barrare a questo modo nostro di essere.